Sono Fabrizio Dettori, sono nato a Sassari e campo in Sassari, sono giornalista e scrittore, e massimamente mi piace scrivere per i bizzini, per fare tornare a Pizzo, chissà che è la lingua sassarese, per lo sentito che può essere la lingua sassarese, specialmente per i babbi e per i mamme, pensando però alla famiglia. Per questo sono impegnato con questo libro Conti Papizzini e con un altro che avrà tra poco, che saprà chiamare Segreti di Sardegna, Conti per tutti. Tanto questo libro è nato pensando a tutti questi bizzini che non solo non fa vedere lo sassarese, ma manco lo comprendono, a chi sono nati in un ambiente in cui aveva esibito di questo che era lo sassarese. Tanto con questo libro abbiamo cercato di dare amparo per questo che può dare un aiuto a questo che è la lingua sassarese. Con questo libro cerchiamo di dare liberare in sassarese, ma soprattutto di creare una mentalità che fa vedere lo sassarese, legillo e può essere alla base di qualsiasi altra lingua. Scrivere e far vedere in sassarese non è una vergogna, si può pure pensare a un vanto pure, a chi conosce e fa vedere altre lingue, come si dice in salto, è sinonimo di sabbiodoria. Ma ho deciso di scrivere questo libro di conti Papizzini pensando a dare un amparo a chissà chi è la lingua sassarese. Scrivì un libro per tutti i bassoni, i mastri, che vuole dare un aiuto alla lingua sassarese, così che dà un media che potesse essere buono per imparare questa lingua e per farla imparare. Tanto ci siamo avvisati che ormai la lingua sassarese praticamente non è più fabriccata dalle creature e dai bizzini. Questa è una lingua che si intende dai bassoni della stessa età, ma non da questi bassoni minorenni. Abbiamo cercato tanto di pigliare chi di gonti, chi di fuori, che io mattessi contavo a mio figliolo Mariano Francisco. Conti che sono serviti per dargli una pisadia di saldità, linguistica soprattutto. Pensando pure con questo libro alle bizzini di fidarisoi, ecco. E così che abbiamo deciso di punire in pratica, di punirli in scritto tutti questi fuori, proprio per questo motivo. Tanto con questo libro abbiamo cercato di farci dare pure chissà che è una coscienza nazionalistica linguistica e per dare un aiuto finalmente a questo che poteva essere la democrazia linguistica. A chi noi non ci ne avvisiamo, ma ancora questo che manca è proprio questa democrazia linguistica. A chi sì, non vi sono più mastri che breano le bizzine a chi fa vedere il sassarese o il rosallo, e proprio finalmente a chi le bizzine non lo fa vedere più. Tanto è un momento che da bizzino i mastri punivano in punizione e chi chiamano finalmente le didi a fa vedere in sassarese o che si attrivia pa in baglio a chi ne intendia di scrivere parole in sassarese. Non dobbiamo però credere che questo sia un fenomeno che non esiste più. Io faccio l'esperienza diretta di una mastra che ha briato un pizzino e l'ha minacciato che se avesse scritto in sassarese l'aveva strassato lo voglio da un quaderno. Tanto chi di credere che sembra una democrazia è solo una illusione questa.
chi ancora purtroppo vi sono gli altri italianisti che non tengono conto di questo che è il diritto di ribizzino, il diritto linguistico che è pure sancito dalle leggi nazionali e regionali. Tanto per democrazia linguistica si intende la libertà di ogni bizzino di far vedere la lingua, gioia e tutto. Io sono d'accordo con quello che ha scritto di non fosse l'apostroffazione, che la lingua è poesia. Però lo Sassarese si acciappa in difficoltà a che le Sassaresi Mattesi hanno un'epezia di chibiddo, che è la lingua deddi, a che la lingua siamo abituati ormai a intenderla solo il teatro, una lingua che è buona solo per fare ridere, o una lingua che si intende in certe canzoni, massimamente quando v'è la parolaccia, e così che i sassaresi sono abituati a impiegare questa lingua solo per certi ambienti, in certe situazioni. Ma invece, questo che dobbiamo creare noi è la mentalità, cioè facciamo la mentalità che questa è una lingua che andrà bene in qualsiasi situazione e che si può impiegare finalmente in casa per pregare. Per portare una pregunta in comune di Sassari, chi di Bortodora, chi che è. Cioè una lingua che non è inferiore a nessun'altra lingua, una lingua che è a rabbari degli altri. Tanto sono d'accordo con quello che ha detto il dottor Raddi, Nino Fois. La tradizione sassarese che in questo libro è una tradizione, potremmo così, universale, nel senso che in questo libro vi sono le ragioni della dignità umana e della libertà umana. Da poi, certo, vi sono conti che pongono a ficco a certi luoghi di Sassari, come la Fontana di Roseto e tutto, però per esempio, vi sono altri conti che fa vedere del trago di Borutta che si è tento il 1326, quindi appunto questa storia è una storia che non si intende, non si legge ed è un trago che le gadarane di tanto avevano fatto a danno dei risalti di questo paese, del paese di Borutta. Questo che vede è, diciamo così, in questo libro si acciappa Sassari, ma si acciappa lo mondo, in poche parole, e pensa pensamente agli bizzini che sazzini in altri continenti e in altri zedai che non sono propriamente di Sassari. A chi io sono convinto che non dobbiamo lo sassarese non deve stare drento, quadro il Trento a pari in questo che è Sassari, ma lo sassarese proprio come pensata come lingua e come cultura può far vedere in sassarese con tutto il mondo, che è una bagogna e che è una complessa di ogni maniera. Il libro nasce per dare, come te lo dicendo, un amparo per tutti quelli che sono amantiosi della lingua sassarese e chi vuole in pratica avere un media per imparare questa lingua. Certo è che questa lingua, questo libro è impiegato da tanti mastri e da tante famiglie per portare davanti una ragione di turrada nazionalista linguistica. Cosa voglio dire? Vuol dire che v'è l'ispiranza che il fenomeno che si è presentando in Corsica, per esempio, o nei Paesi Baschi, quindi la lingua era quasi all'estinzione, e può in virtù di questo nazionalismo linguistico, tornare a scedarsi e tornare a pizzo. Se la lingua sassarese non può essere, chissà che fa vedere delle creature precise a chissà che fa vedere già inoltre. Però la quantità è la possibilità che possa essere portata davanti e che ci sia ancora un aumento di questa che è la lingua sassarese.
Così è succedendo per la lingua euskara e per la lingua corsa. Questo è un fenomeno che si chiama l'alfabetanti nuovi, no? della lingua che è accorsa all'utombarico. Ma in virtù di questo possiamo essere sicuri che è una lingua che può ancora campare.